Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537. Allora diteci la vostra, questa era una priorità secondo voi, quindi quella di andare a realizzare le unioni civili, questa legge è una priorità occuparsi dell'adozione dei figli oppure no? Comunque chiamateci, diteci la vostra opinione, che cosa ne pensate insomma dell'Italia che cambia, perché l'Italia sta cambiando molto, ci si sposa sempre di meno, si divorzia sempre di più, si è più maturi e ci sono 1 milione di conviventi che forse poi diventeranno coppie unioni civili, chi lo sa, perché anche c'è chi non andrà a dire io faccio parte di un'unione civile. Allora, Etandrella, Sat Pink Padova intanto che cos'è? Allora, il Sat Pink Padova nasce 5 anni fa solo a Verona e da 1 anno a Padova, è il servizio accoglienza trans, è un servizio che noi abbiamo aperto perché le persone trans hanno bisogno di essere in qualche modo supportate in un percorso che è un percorso ad ostacoli molto serio. Nonostante l'Italia abbia una legge che nel momento in cui è stata emanata, era l'1982, era una legge avanzatissima e consente questa cosa che molte persone reputano strana, ma non è così, consente alle persone che nascono, che si sentono di essere nate nel genere sbagliato, di cambiare il loro genere di appartenenza. E noi accogliamo queste persone. Abbiamo un servizio molto vasto che va dalla prima accoglienza, quindi con un'intervista sulle necessità della persona, passa attraverso la psicologa, gli endocrinologi, i chirurghi, il supporto legale per arrivare alla fine alla totale transizione da un genere all'altro per la persona che lo desidera. Senta, quanto passa in questo viaggio? Perché poi è un viaggio di questa persona, no? È un viaggio molto lungo, è un viaggio molto lungo perché chiaramente le persone devono essere molto e pienamente consapevoli di quello che stanno facendo. Quindi si inizia con un percorso psicologico che dura almeno 6 mesi e alla fine di questo percorso le persone hanno a disposizione una perizia psicologica che consente loro di accedere ai servizi dell'endocrinologo. A seguire, con perizia dell'endocrinologo, hanno la possibilità di accedere al tribunale, il quale tribunale ha 2 sentenze da emettere. Una è l'accesso agli interventi chirurgici, cosa sulla quale noi stiamo discutendo molto e sulla quale in Parlamento c'è depositata una legge, perché noi non siamo convinti che sia indispensabile accedere agli interventi chirurgici per poter transitare da un genere all'altro. Seconda sentenza del Tribunale è quella che consente di cambiare i propri dati anagrafici. Certo, questo è molto importante. Tutto questo, diciamo, un periodo medio di 2 anni, 2 anni e mezzo a seconda del Tribunale. Beh, insomma, questo percorso è sempre meno di un ex divorzio italiano, quindi voglio dire, è se vogliamo, tra virgolette, un po' più rapido. Senta, allora, abbiamo sentito adesso Nicola Cavedini che diceva insomma, questa è una scelta contro natura, che non è possibile, anche la questione delle adozioni, che non va bene. Ma non conta, anche Sant'Agostino diceva ma fai quel che vuoi, no, ciò che vuoi, più o meno, e lo diceva un santo, è un santo Cavedini, mi spiace. Proprio così buttata, però ci sta, no, non è Baci Perugina, possiamo citare anche tantissimi altri santi. Avrà studiato giurisprudenza? Allora, a parte quello. perché lui quando andava a Dippona poi si è ricordato in tante cose. E allora, Etandrella, è possibile che ci sia qualcuno che giudichi cosa è naturale e cosa non è naturale, cosa è contro natura e cosa non lo è? Io credo che non sia giusto, non sia sano pensare che ci siano delle persone sbagliate. Credo che sia proprio un'aberrazione questa. Noi viviamo in un mondo in cui le persone fortunatamente sono tutte diverse e stabilire chi è giusto e chi è sbagliato è una forma di terribile esclusione nei confronti del nostro prossimo. Io lo trovo veramente aberrante questo.
credo che le persone nella loro diversità debbano avere e gli debbano venire riconosciuti gli stessi diritti nel momento in cui vivono in un paese dove per esempio gli vengono riconosciuti gli stessi doveri, perché noi non dobbiamo dimenticare che le persone omosessuali vivono in questo paese, lavorano in questo paese, pagano le tasse in questo paese, contribuiscono a risanare il debito pubblico, il debito pubblico, lì volevamo arrivare. Quindi il fatto che si possa pensare che queste persone debbano avere solo dei doveri nei confronti della nostra società e non debbano avere anche riconosciuti i loro diritti, che principalmente sono diritti affettivi. A me piace pensare che le persone abbiano principalmente il diritto alla loro affettività, perché questo li porta a essere delle persone molto più disponibili nei confronti degli altri e della società, e li porta anche a essere più disponibili a fare dei sacrifici per la società in cui vivono e lavorano. Questo è un tema che mi sembra talmente ovvio che onestamente forse mi sono anche un po' stufata di parlarne, nel senso che non ci sono diritti o problemi che vengono prima del diritto ad essere felici e a vivere in un ambiente sano e in un ambiente dove tu vieni riconosciuto come cittadino. Non c'è nessun diritto che viene prima di questo. Quindi l'amore e il benessere psicofisico di una persona ti fa diventare un bravo cittadino, un bravo papà, una brava mamma, e questo, sì, su questo dei bravi genitori. Bravi genitori, perché poi insomma ne abbiamo visti anche di tutti i colori. Senta Morosin, com'è che stepchild adoption, quindi questa adozione del figlio, del compagno, insomma detta all'italiana, e l'obbligo di fedeltà? Com'è che è sparito l'obbligo di fedeltà? Cioè per queste unioni civili vale per cioè, c'è una differenza, ce l'hanno proprio voluta così. L'obbligo di fedeltà, ma se due si amano cercheranno di essere fedeli, si spera, indipendentemente da tutto. L'obbligo di fedeltà è sempre stato una chimera, tranne quando ha avuto rilevanza ai fini per esempio dell'addebito delle separazioni, perché per esempio sono coniugi anche i separati prima di divorziarsi, e in quel contesto, in quello spazio di tempo, dei 3 anni o di 1 anno adesso o di 6 mesi con la nuova disciplina, vi sarebbe ancora l'obbligo della fedeltà, perché vi è il quindi scusi, giusto per essere vi è il vincolo coniugale, cioè, anche se sospeso. Separando e non possono avere relazioni. Solo che è un obbligo, è un obbligo di fedeltà non sanzionato, e quindi un obbligo che rimane là nel vuoto. Ma io credo che la sua sia una domanda provocatoria, perché in realtà il legislatore, oltre all'adozione appunto per le coppie gay, ha anche legiferato in modo molto disordinato, molto confuso in tema di unioni civili e di convivenze di fatto. Pensi soltanto anche al metodo. Io ho sotto mano il testo della legge 76 che è stata approvata il 20 maggio scorso e che è in vigore quindi da poche settimane. 5 giugno. Sì, esattamente, dal 5 giugno, la quale è composta da un solo articolo e da, mi pare, 68, 69 commi. Già il metodo di produzione legislativa dimostra che è un legislatore che non è ispirato dalle migliori forme, perché evidentemente questa legge è diventata uno strumento di battaglia politica, di rapporti di forza all'interno delle varie componenti del Parlamento, addirittura all'interno della stessa maggioranza, per cui col sistema di un unico articolo e di 69 commi si è voluto fare una scelta per sottrarre al Parlamento la possibilità, per esempio, di fare ostruzionismo, e alla fine sono leggi che vengono votate come questa a colpi di maggioranza. Però, non è questo... 372 sì, 51 no, 99 astenuti, proprio a colpi di maggioranza. Vabbè, no, ma voglio dire, ma è una forzatura, perché diventa una scelta, un voto di fiducia alla fine. Io credo che leggendo il testo, lei sicuramente l'ha letto, e le persone più avvedute, più interessate lo andranno a leggere, si capirà che ci sono delle distorsioni inaccettabili, delle vere e proprie sperequazioni, più che recuperi di posizioni, di diritti in favore di chi prima non ne godeva. Pensi per esempio al fatto che le unioni civili, quindi tra persone dello stesso sesso, è previsto che possa essere l'assunzione del cognome comune, cosa che non c'è per esempio nella famiglia naturale fondata sul matrimonio, regolata dall'articolo 29 della Costituzione,
o altre opportunità, altre discipline, lo scioglimento per esempio dell'unione civile, che avviene anche disgiuntamente con una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. La stessa cosa non c'è per le famiglie. In sostanza, nel tentativo di riequilibrare le posizioni giuridiche tra soggetti che si dicevano discriminati, ha portato al paradosso che si vanno a discriminare quelli che vivono nella relazione in consonanza con l'articolo 29. Guardi che io sono favorevole alla disciplina della realtà delle convivenze di fatto. Il fatto è che si è voluto fare una legge in parte per le unioni civili e quindi per le unioni omosessuali, discriminatoria perché privilegiata rispetto alle posizioni delle altre realtà familiari e anche della stessa realtà delle convivenze di fatto. Tenga presente che le unioni omosessuali possono godere sia della disciplina normativa delle unioni civili sia di quella delle convivenze di fatto, mentre non è il contrario per le coppie eterosessuali, quindi conviventi di fatto, un identico vantaggio, per esempio come quella che citavo. Sessuali hanno il matrimonio. No, coppie di fatto parlo, sì, non matrimonio civile, di fatto. Le unioni civili sono di fatto, parlo quelle di fatto, che per esempio sì, sul cognome, come accennavo prima, quella del non hanno cognome è una C'è poi tutta la questione della reversibilità. Voglio dire, una legge rifletterci. che, ripeto, per quanto riguarda le convivenze di fatto, io ritenevo quanto mai opportuna, perché ormai sono tantissime le coppie che ci vengono anche da noi negli studi e dimostrano di essere un po' allo sbando, perché il momento dell'affettività, no? Della forza, della passione, della convivenza, porta poi, quando vi è un raffreddamento dei sentimenti, appunto della passione, ad avere situazioni di squilibrio all'interno della coppia di fatto e chiaramente di solito c'è una parte più debole che non ha tutele, una parte più forte che invece si trova a prevaricare. Questo andava corretto, però sulle unioni civili, così come l'abbiamo vista regolamentata, io ho dei forti dubbi, perché si è andati oltre quello che era il giusto diritto di vedere riconosciuti, quantomeno rispettati, i diritti di coloro che hanno una sessualità diversa. Questo è. Allora, Cavedini, lei come la vive il fatto che un nato su 4 in Italia non ha genitori sposati? Cos'è? Non sono figli dell'amore, sono figli comunque di genitori di sesso diverso. Che, ripeto, indici purtroppo di questo processo di scristianizzazione e di demoralizzazione che non è che rimonta a ieri, rimonta in decenni all'interno del quale si inserisce anche quello a cui accennava lei prima, cioè la crisi della Chiesa. Molto spesso i preti non ricordano più, non dicono più quella che è la verità cattolica, e tocca a noi laici, questi mostri tradizionalisti che devono ricordare quello che fino a 50-60 anni fa era un dato scontato, assodato e banale, il buon senso, perché ripeto, qui parliamo semplicemente di buon senso, che il matrimonio è il fondamento tra uomo e donna, il fondamento della società, che un bambino, un minore deve vivere all'interno di questo contesto, che non esiste nessun diritto all'affettività, che questa è un'invenzione così, vabbè, è una bella battuta. Non esiste diritto all'affettività. Ma che diritto è? Perché un bambino è una persona che ha diritto di essere amata. Generici, cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Quindi voglio dire, purtroppo la scristianizzazione, la demoralizzazione della società, il libertinismo che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, cioè, porta anche a una gravissima crisi della famiglia. La cosa grave è che gli organismi politici, che dovrebbero invece cercare di dare una certa direttiva, favoriscono tutto questo. Cioè, ripeto, il ladro ha diritto a rubare. Se questa è la società che vogliamo costruire, va benissimo così. Il ladro ruba e quindi bisogna, diciamo così, sancire il fatto della libertà di rubare. Va benissimo, insomma. È la libertà sperdizionis di quel famoso Sant'Agostino che citava lei. La libertà di perdersi, la libertà sperdizionis. Perché la libertà è uno strumento, non è un fine. La libertà va usata in maniera corretta, voglio dire. Purtroppo questa è la società in cui noi viviamo e noi diciamo da cattolici, almeno a me non piace, cioè questo è evidente. Cioè non è che ci sono... Nella strada e nella vita si trova sempre qualcuno che si le dichiara buche nella sempre più puro strada, dei bisogna puri. fare le strade con le buche, è vero, vanno tappate le buche. Cioè qua... Ma non è la stessa cosa, come lei diceva prima. No, qua parliamo di persone. Questo heghelismo, questa brodaglia hegeliana, la realtà è... Io devo andare in pubblicità. È un'altra cosa. A disturbare e mi disturba.
e sostanzialmente se posso magari gli tiro anche una cannonata. Ma se uno io fa se lo nel trovo molto offensivo che si paragonino delle persone omosessuali a dei ladri o a delle buche nelle strade, onestamente. Le persone, è veramente è un giudizio offensivo. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537, se volete chiamare diteci la vostra, che cosa ne pensate, è giusto che ci siano queste adozioni indipendentemente dal sesso di appartenenza di queste coppie. Siamo qui, ve lo ripeto, 049 80 75 537. Cavedini, lei dice che sono situazioni nelle quali la libertà praticamente non conta, il concetto di libertà e il concetto di amore non contano. Ripeto, l'ho detto anche prima, c'è una morale naturale, un'etica naturale che va rispettata e che è il buonsenso che ce la dice. Ripeto, non è necessario essere cattolici o essere dei basabanchi, come si dice in dialetto veronese. L'etica naturale, il buonsenso ci dice che c'è una famiglia fondata sul matrimonio e quello è l'ambito giusto, naturale, sano in cui devono crescere dei minori. Quindi è un dato di fatto, è una conseguenza logica che tutte le altre forme, pseudoforme di famiglia che sono costruite in maniera artificiale secondo me, non vanno bene. È più che altro il concetto, Cavedini, di famiglia uomo-donna, e poi vediamo i mostri che se ne escono sulla cronaca con più di 60 donne che vengono uccise nell'ambito familiare, sì, con i corredati figli. Non è detto che una patologia da una parte noi ne aggiungiamo delle altre. No, ma non è detto che la famiglia sempre sia quella panacea. Insomma, quanti sono i figli che crescono con un solo genitore perché uno dei due se ne va, perché c'è il divorzio? Questo non significa che se c'è un abuso ne aggiungiamo degli altri in modo tale, già la società è quello che è, diciamo peggioriamola ancora. Se questa è una visione logica, vabbè, per me no, però se va bene così. Quanti siete voi cattolici tradizionalisti? Cosa vuol dire? Non lo so, non è che io abbia l'anagrafe di cattolici tradizionalisti. Siccome di solito vi distinguete dal cattolico normale, chiamiamolo così, tradizionalista. Comunque sono molto più numerosi di quanto non si possa credere. Veronica Ceconato, allora il concetto di famiglia che cosa significa? Perché i dati Istat appunto dicono la gente si sposa sempre più tardi, si va al matrimonio un po' più anziani, si fanno i figli sempre più tardi, ma ci sono una valanga di divorzi, cioè è aumentato in pochi anni, in 5 anni, del 200% la richiesta di divorzio. Quindi il concetto di dove vanno poi questi figli, che poi nascono sempre meno bambini, quello l'abbiamo visto, siamo sotto le 500.000 unità, quello che conta è come crescono, nell'amore, nella certezza. Io vorrei ricordare che qui stiamo parlando di non togliere diritti a nessuno, ma di aggiungerne. Stiamo parlando di amore e quindi credo che il buon senso del nostro amico sia tutto suo, perché la maggioranza delle persone ha forse un altro, intende il buon senso in un altro modo. Chiaro che la società si è evoluta, l'emancipazione della donna ha fatto sì che nel momento in cui una coppia non si senta più bene assieme, è giusto ed è corretto che si separino. I figli riescono tranquillamente, se la coppia si divide in maniera civile, a superare il trauma. Io lavoro in questo ambito da molti anni negli asili nido, quindi ho visto in questi ultimi 10 anni veramente un aumento incredibile di persone che si separano, anche quando i bambini sono molto piccoli. E secondo me è un bene nel momento in cui non si va più d'accordo a fare questo tipo di scelta, se si fa consapevolmente e tenendo presente l'amore verso i propri figli, perché altrimenti poi se la cosa si protrae troppo va a finire che soffrono molto di più, e anche se magari il genitore non se ne rende conto, sono molto sensibili, sono delle spugne e quindi assorbono anche tutto il malessere che c'è nella famiglia. Diventa un futuro cittadino molto più inquieto e che magari ha delle problematiche. E adesso io prendo una telefonata, però mi veniva in mente anche di tutti quegli italiani, padri di famiglia, che poi se ne sono andati a lavorare nelle miniere del Belgio, che i figli li vedevano gran poco, ed era sempre un matrimonio tradizionale quello. Quanti sono insomma i padri e le madri che a turno hanno lasciato i figli e li ha cresciuti solo una persona. Telefonata da casa, pronto? Buonasera.
Sì, buonasera, mi chiamo Loris Mazzone, sono il presidente di un'associazione che si chiama Stella Libera e che si occupa della tutela dei diritti dei bambini. In merito all'argomento di questa sera, mi pare che il riferimento normativo sia uno slogan politico piuttosto che una risposta a quello che succede nella realtà, soprattutto se pensiamo dal punto di vista dei bambini. Oggi non è tanto il discorso, noi come associazione siamo favorevolissimi al discorso sessuale, gay e quant'altro, però il vero punto della questione è che nelle separazioni di oggi spesso un bambino viene completamente estromesso dal rapporto con l'altro genitore. Ecco, allora venga questa nuova legge, ma ci si chiede, già la legge attuale non funziona, un domani se una coppia gay o di donne si separa con un bambino, chi è il papà e chi è la mamma? A chi va l'affidamento esclusivo, condiviso? Già oggi in Italia i padri vengono continuamente, diciamo, sono quelli che gravati già da un onere economico e soprattutto anche in molti casi dalla perdita del rapporto con i figli. Ecco, quindi, Loris, io la ringrazio per la sua telefonata e anche so che abbiamo il suo numero, quindi magari la chiamerò per invitarla in trasmissione. Ma vengo ben volentieri, anche mi confrontai benissimo con le persone che sono. Ma certo, guardi, noi siamo qui, siamo tranquilli e trattiamo qualunque argomento perché è importante che la gente sappia, la conoscenza è la cosa più importante. Allora, la questione qui la va all'avvocato. Avvocato, è chiaro che succederà quello che succede con tutte le altre coppie, ci sarà l'affido congiunto oppure no, a seconda del personaggio che emerge poi anche nella sede, no, durante il divorzio. Guardi, bisogna anche dire un'altra cosa, che forse è opportuno, ma è un'esigenza condivisa da molti operatori del settore, che anche nelle aule giudiziarie, quindi nei tribunali, si comincia a pensare in termini di specializzazione, cioè di magistrati dedicati esclusivamente alla trattazione del tema specifico della famiglia, se vogliamo, o dei minori. E quindi è un bisogno che si avverte, perché talvolta vi sono delle decisioni che lasciano molto perplessi, anche recenti, e non solo dei giudici ordinari, ma anche del giudice di legittimità, quindi del giudice delle leggi, ovvero della Corte di Cassazione, che non sempre adotta provvedimenti che sono comprensibili ai comuni cittadini. Talvolta io penso che la normativa non basta, ci vorrebbe proprio una specializzazione, ci vorrebbe una sensibilità particolare, e quando dico questo sto pensando non tanto alle coppie che si separano, quindi agli adulti, ma proprio ai bambini, ai minori, che anche per procedure non abbastanza sollecite, non sufficientemente rapide, non adeguatamente assistite dai servizi sociali laddove vi è una situazione di minor tutela, si protraggono ed evolvono con grave pregiudizio, ripeto, per i minori. Questo è un auspicio, ripeto, che il legislatore non ha ancora fatto proprio, e anzi l'ulteriore normativa che è stata emanata sul tema dimostra una volontà sicuramente di entrare su queste tematiche, ma non una visione chiara. Vabbè, insomma, come sempre c'è la legge, mancano gli strumenti spesso per applicarli, come abbiamo visto su tantissime altre cose. Ma cosa stiamo aspettando? Che questi bambini poi crescano con non delle difficoltà, ma delle carenze anche affettive, perché è giusto che ci sia la possibilità di avere tanto quanto il papà quanto la mamma. Muraro, questione molto importante che si è sollevata poi subito dopo con la legge, la questione dell'utero in affitto, perché abbiamo visto il caso di Nichi Vendola, e qua ognuno ha espresso la propria posizione più compatta, e poi soprattutto il gruppo delle donne, indipendentemente dalla corrente politica, nel condannare questa pratica. Però insomma ogni anno nascono tantissimi bambini con questa, negli Stati Uniti 2000 bambini all'anno, e pensate che il 10% di questi bambini comunque tecnicamente se ne va in Italia, diciamola così. Ma se da una parte io posso condividere certe azioni che vengono
fatte come queste normative sulle coppie gay o su due donne che si mettono insieme, l'affidamento dei bambini. Questo siamo un tema, credo che sia un po' particolare, che dovrebbe essere affrontato con più attenzione, perché stiamo esondando quelle che sono un po' delle condizioni normali che dovrebbero avere più certezza nell'esplicitare queste considerazioni. Io credo che nella globalità, anche all'interno della medicina e della ricerca, ci sono i grandi professori che con le tecnologie e con i metodi del giorno d'oggi riescono a creare delle condizioni di clonaggio di persone o di cellule o della medicina che qualche anno fa non esistevano. In questo tema, che è un tema un po', credo, abbastanza delicato, che dovrebbe andare normato in maniera più attenta, l'affidamento dell'utero in affitto credo che sia una condizione, personalmente non è che la condivido totalmente, è un'estremizzazione di quelli che sono dei concetti che portano poi anche ad avere due uomini che abbiano un bambino. Credo che forse l'affidamento di un bambino nato in Africa che non ha una famiglia o che ha un bisogno più esigente sarebbe più giustificato che un'azione del genere. Mi sembra un po' da filo snob di persone che vogliono... Chi se lo può permettere? Ma no, solo sotto l'aspetto economico, proprio esondare quella che è una normalità, credo che in questo dovrebbe mantenere un po' più un aspetto tradizionale. Poi qui si inserisce, adesso poi io vado in pubblicità, ma si inserisce tutta la questione anche che ci sono anche donne che vengono messe in menopausa precoce o che perdono perché dopo ci sono appunto anche delle violenze, degli aspetti di violenza come il mercato degli organi umani. Qui è facile, uno può fare il trapianto di rene e altre cose, su questa questione ci torniamo subito dopo la pubblicità. 049 80 75 537, a dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537, se volete dirci la vostra, che cosa ne pensate, siete d'accordo quindi alla fine che persone dello stesso sesso si possano sposare tranquillamente, che abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri e che possano quindi anche adottare dei figli. Stiamo parlando di maternità surrogata, o meglio, come avevo detto anche io prima, utero in affitto, chiamatelo come volete, però è una pratica che esiste. In alcuni paesi è remunerata, come negli Stati Uniti, perché le donne percepiscono 30-50 mila euro, in altri paesi invece è davvero una forma di schiavitù. Allora forse è meglio regolamentarla qui in Italia, perché allora si trova una via corretta. Qui anche deve intervenire la legge. Cavedini, cosa c'è che non funziona anche in questo percorso? Beh, un'altra mostruosità, perché è evidente che questo utilizzo aberrante della scienza, perché la scienza è buona di suo, però come tutte le cose, se non ha alla base una regola morale, poi porta a questo tipo di aberrazioni. Quindi anche quella scienza che dice che l'uomo discende dalla scimmia, Darwin, in quella è buona? La cosa grave, a parte che sono una folla a cui non crede più nessuno, ma la cosa grave è che ci vanno di mezzo appunto dei bambini innocenti. Questa è la cosa, ma parliamo di evoluzionismo ormai, cioè voglio dire, ci sono superato, siamo agli alieni ormai, ho capito. Esattamente, al famoso cos'era Ippocampo famoso. Cavalluccio marino, ma anche la lumaca. Cavallo di battaglia. Al suo perché. Dunque diciamo appunto che secondo me è evidente che se noi vogliamo aggiungere patologie sociali alle patologie sociali, va bene anche l'utero in affitto, poi sarà qualcos'altro, è chiaro che, ripeto, bisogna ritornare. Ma se lei avesse avuto il desiderio di fare dei figli e sua moglie per una qualche grave patologia non avesse potuto fare dei figli o avesse dovuto subire una isterectomia in età molto giovane, a quel punto non sarebbe lei ricorso a un utero in affitto, perché visto che si è sposato con l'obiettivo di fare dei figli, accoglierò qualunque figlio che Dio mi manda. Voglio dire, se io volevo comprarmi una Ferrari e non avevo i soldi, prendo una pistola e vado a prendere una Ferrari. Il solito ragionamento che non... Cioè c'è questa cosa del ladro. Appunto, ci sono delle regole morali che vanno rispettate, cioè ci sono delle regole, non si può vivere soltanto pensando che non esista nulla, che non esista nessun limite, che siamo onnipotenti. Solo Dio è onnipotente, noi non siamo onnipotenti, noi dobbiamo tutti morire un giorno, dobbiamo rendere conto di quello che facciamo. Questa è la brutta realtà della...
Facciamo qui. Certamente, qui Adesso, sulla terra. in certo, questo momento, certo. non è che dobbiamo morire e poi Quindi, renderemo conto a qualcuno no, certo che magari non renderemo conto a esiste qualcuno. e allora possiamo Questo è il permetterci di problema. fare tutte le porcate che Ma le vogliamo porcate? e di negare, Anzi, è un di negare la deterrente, vita, di negare anzi, gli affetti, è un di negare deterrente le fortissimo persone. questo, il fatto di Cioè, credere un al di là, che ci sia qualcuno già. che ci Infatti, giudicherà. guarda tutti i preti che mettono le mani voglio addosso dire, ai ragazzini infatti e quelli sono a chi condannabili. renderanno conto? A Dio chiaramente, No, in maniera devono molto rendere conto qui, anche no sulla- a Dio. anche, io sono d'accordo. Se non esiste Dio, vi è andata benissimo. Quello è un altro Ai, ma discorso, per l'amor- voglio dire. ma non se ne parla di Allora, indipendentemente che crediate o non crediate, Morosin, qui si apre una questione importante perché poi è quella della legge e la legge italiana assolutamente, già la legge 40 in particolar modo, vabbè, anche quella la consulta l'ha scoperchiata perché come sempre poi chi fa le leggi spesso non pensa al concreto. Questa pratica della maternità surrogata, molto facile in alcuni paesi, abbiamo visto se vai in Canada o negli Stati Uniti, se ti porti a casa un figlio è più facile, se vai invece in Ucraina, piuttosto che in Ucraina, scusate, che in altri paesi è più difficile portarsi a casa un figlio. Abbiamo anche, come posso dire, dei patti unilaterali con queste nazioni in un certo senso, anche in questa materia. Beh, diciamo che la materia è molto delicata e molto complessa e ovviamente anche in Italia si è cercato di fare qualcosa che potesse venire incontro alle esigenze delle coppie che non avevano figli. Io credo che sia un sacrosanto diritto dei genitori delle coppie, quindi dei coppie del marito e moglie che non hanno figli, di trovare anche una soluzione che la scienza offre loro. Sono meno convinto, come dicevo prima, delle coppie omosessuali che cercano un figlio attraverso questa forma di, diciamo, di prestazione di terza che si presta a speculazioni, come sappiamo, e che vede soprattutto le persone di sesso femminile, la gestante meno protetta, esposta a delle forme in alcune nazioni però. Come in alcune nazioni, sì, chiaro, sì, perché no, se andiamo negli Stati Uniti, in no, Canada, negli Stati Uniti, in Canada, però comunque è sempre un atto dispositivo del proprio corpo finalizzato alla soddisfazione di un terzo. Io credo che l'adozione e la fecondazione assistita per una coppia che ha delle difficoltà sia una cosa molto bella. Se la scienza riesce a dare un figlio a una coppia che appunto la natura sembrava negarglielo, io lo vedo con gioia. Ma che differenza c'è tra un utero in affitto e andare a prendere degli ovociti da una donatrice? Se uno lo fa come dono o per dono è più o meno è sempre parte del tuo corpo, hai donato certo, 11 io ovociti, vorrei hai però donato l'utero. Allora io prendo la telefonata e poi andiamo avanti, perché qui c'è sul concetto anche del prossimo, se c'è qualcuno che vuole farlo di sua spontanea solo volontà, una con battuta, gioia. allora, una battuta proprio telegrafica. Io vorrei che chi nasce sapesse, avesse la possibilità di sapere da dove viene. Ecco, Vabbè, però se sono questa è due una cosa sacrosanta. questo è importante. Sì, ma non sempre questa obiettivo. Prendiamo la telefonata, pronto? Buonasera. Nei paesi civili, ma non Pronto? sempre la legge. Pronto? Sì, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. L'aspetto è talmente vasto, è talmente, non so, da mille sfaccettature che, non so, dico una cosa, che indipendentemente dal discorso religioso, perché uno potrebbe dire io non credo in nulla, perciò va bene tutto, però dico anche diciamo, gli studiosi dell'evoluzione umana, della teoria, della pedagogia, cioè dicono, anzi la natura stessa indica, cioè, che un bambino nasce da maschio e femmina. Cioè già lì la natura stessa che indica qual è, diciamo, l'aspetto migliore per far sì che questa creatura innocente nasca e possa crescere con l'equilibrio, diciamo, che la natura stessa che dà. Facciamo un esempio, provate ad esempio, no? Cioè io ho visto ad esempio sempre negli Stati Uniti, visto che lei è conduttrice, diciamo, fa sempre riferimento agli Stati Uniti come se fossero, diciamo, non so, quelli che indicano al mondo come vivere, no? Quello che viene da là va sempre tutto bene, non riesco a capire. Cioè, io dico, vedere, strappare un bambino, cioè
Poi pensiamo un po' alle note degli anni 60-70 della mercificazione del corpo femminile. Qua arriviamo a strappare un bambino che nasce, cioè che sta nel grado materno per 9 mesi, lo strappano a 2 persone che spendono 100.000 euro, ma se io fossi più lì incenerisco, ma vedete il discorso religioso credente, è una cosa aberrante, è una vergogna. Ma provate a voi quando nasce una cucciolata di gattini o di cani, provate ad andare a mettere una mano a toccare i cucciolini, vedete cosa succede. Lo spirito materno vi sbrana, vi tacca la mano. Questa è la succede. Cioè, com'è? Lei dice che gestisce il concetto della natura un po' come le pare, allora se va bene. No, come le pare. Sì, perché prima un essere umano nasce da maschio e femmina anche nel regno animale. Cioè, ma dove andiamo a finire? Facciamo un esempio, mettiamo pure un domani, no? Visto che si nasce sempre da maschio e femmine, no? Che la natura che nasce, il bambino che nasce, il padre e la madre dice, questi qua me lo tengono, non lo do nessuno. Cioè voi, per l'assurdo, no? Cioè questi qua che desiderano tutti i costi di volere assolutamente un figlio, cosa fate? Se ogni creatura che nasce, quelli che lo hanno gestito, che l'hanno portato al mondo, decidono di tenerselo, di questo devono dare all'orfanotrofio, dare all'utero, cosa fate? Magari fate una legge per costringere, no, che dopo 10 figli uno per legge deve andare a una coppia di femmine o di maschi. Vabbè, allora, io la ringrazio per il suo punto di vista. Non si tratta di essere discriminati. Allora, io la ringrazio per il suo punto, porti pazienza, ma devo andare avanti. 049 80 75 537, diteci la vostra. Morsin, cosa voleva dire? C'era qualcosa che non tornava sulla questione prima della maternità surrogata? No, dicevo che è una materia molto delicata sulla quale bisogna usare sempre la massima prudenza e sensibilità, questo volevo dire, e che purtroppo bisogna evitare la mercificazione dei gameti, come bisogna evitare la mercificazione dell'affitto, bisogna fare in modo che vi sia la possibilità. Ma se è una donazione, come purtroppo muore una persona e uno dona gli organi, no? È un grandissimo atto d'amore e non può essere un grande atto d'amore donare il proprio utero per 9 mesi ad una coppia che desidera un figlio e non può avere. Certo, ma io vorrei che tutto questo potesse consentire alla fine al soggetto che ne nasce di sapere da dove viene, chi è la sua madre naturale, chi è la madre che gli ha dato la gestazione, chi è il padre, cioè che uno abbia fin dall'inizio la possibilità di identificarsi da dove viene, chi è e come è nato. Questo è un punto fondamentale. Allora i bambini che sono adottati è la stessa cosa. Nei paesi civili dove queste cose sono normate, per meglio questo che in li definisco Italia, civili, certo. nel senso che sono normate, in questi paesi la legge dice questo: c'è una donatrice di ovulo che è diversa dalla donna che porterà avanti la gestazione. La donna che porterà avanti la gestazione, la donatrice di ovulo e i due genitori, chiunque essi siano, si conoscono, si frequentano e il bambino che nasce avrà sempre perché è normata questa cosa, non per generosità, avrà la possibilità di sapere chi è la mamma donatrice di ovulo, chi è la mamma gestatrice. In Italia vi è questa situazione? No, nei paesi dove è normata appunto, ma diciamolo cosa. Perché i telespettatori non lo sanno mica questo. In Italia non si può fare. Ecco, in Italia la gente non lo sa, per capisce, altri questo è il è punto. vietata per legge. La maternità surrogata è vietata per legge. Chi va all'estero e vorrei per inciso dare che è una percentuale elevatissima di coppie eterosessuali, quelle che vanno all'estero per portare avanti una gravidanza surrogata, e chi va all'estero in realtà è fuori legge rispetto alla legge italiana.
quando rientrano con il bambino, Ti portano via il bambino, ci sono tantissime ci sono cause. stati molti casi, soprattutto ultimamente, in cui il bambino è stato preso in affido dal giudice minorile e poi dal giudice tutelare e poi eventualmente dato in affido e in adozione. Per cui in Italia questa cosa è vietata per legge. Però se uno dei due è genitore, cioè ha dato un gameto, è comunque figlio tuo. Noi torniamo dopo la pubblicità e continuiamo. 049 80 65 537, diteci la vostra, che cosa ne pensate? A dopo. È chiaro che quando si parla di maternità surrogata si apre ovviamente un vaso di Pandora. Leonardo Muraro, abbiamo visto anche lo sforzo del governo, anzi se ne è appropriata molto come risultato ottimo Maria Elena Boschi, perché sono arrivati questi bambini che da tanto tempo erano trattenuti, non mi ricordo esattamente il paese dell'Africa, e che erano già state assegnate a queste famiglie. La gente va molto incontro alla chimica e alla scienza, perché adottare un bambino è praticamente impossibile e costosissimo. Eppure negli orfanotrofi di tutto il mondo, ma anche italiani, è pieno di bambini che aspettano dei genitori. Guarda, noi abbiamo fatto qualche anno fa un sistema di adozione con dei bambini in Romania, stiamo parlando ancora dell'inizio degli anni 2000, appunto per affrontare questo problema, ma per far anche un po' discutere il contesto politico, amministrativo di un problema che molto probabilmente si potrebbe aiutare già quei bambini, che sono migliaia che nascono e che non hanno una certezza di un futuro, pensando anche ai dati e alle ricerche dell'ONU che dicono che nei prossimi anni si prospetta circa la morte di qualche centinaio di migliaio di milioni di bambini nei prossimi 20 anni per malnutrizione o per carenza appunto anche di sistema endemico dove possono svilupparsi. Allora, prima di affrontare certi temi, io credo che si dovrebbe forse normare in maniera più umana l'adozione di questi bambini. Noi abbiamo vissuto negli anni passati anche, e su questo abbiamo fatto degli incontri molto proficui, quando c'è stato il caso di bambini di Chernobyl, che ci sono state delle adozioni fra moltissime difficoltà, però solamente temporanee, di questi bambini. Allora, anche quello è stato emotivamente difficile per quelli che li hanno ospitati. Ma perché c'erano delle norme da parte dell'Unione Sovietica, della Russia, che erano molto limitanti, perché molto protettive per la loro generazione futura. Se si riuscisse a normare in maniera migliore e con meno burocrazia l'aspetto dell'adozione di bambini, soprattutto entro i primi mesi di vita che vengono abbandonati o che le mamme per incapacità, forse si limita anche tutto l'aspetto proprio di quello che sta succedendo io non sono tanto favorevole neanche io sull'adozione dell'utero, perché credo che si altera troppo quella che è una... velocizzare le adozioni magari sì, su questo dovremmo intervenire molto. Allora, noi adesso prendiamo una telefonata e pensavo anche alla disparità che c'è tra adozione e adozione. Se tu vuoi adottare un bambino con delle disabilità o delle difficoltà te lo danno molto più velocemente, anche questo non va bene, perché allora anche questa è una discriminatoria rispetto appunto a tutto quello che c'è. I bambini sono uguali, i bambini tra loro tra l'altro non si percepiscono se uno ha gli occhiali, un apparecchio o se ha una disabilità. Quindi anche l'uomo che fa le norme dovrebbe percepirli tutti uguali. Telefonata a casa, pronto, buonasera. Pronto? Pronto, tutti uomini questa sera, buonasera. Buonasera, sono Luca. Dite che vorreste partorire almeno una volta nella vita per la gioia della maternità, buonasera. No, io penso che sia proprio una questione di darle atto appunto a quello che fanno le donne per cercare di difendere giustamente una cosa che la natura le ha dato. E prima di entrare nel discorso, intanto saluto gli ospiti in studio. Niente, partiamo da un concetto. Non è detto che una coppia gay non dia più amore. Partiamo da questo concetto. Però, secondo il mio punto di vista, penso che un bambino ha bisogno di un equilibrio psicofisico nella crescita. E secondo me l'unico modo per dare l'equilibrio psicofisico a un bambino è avere la figura della madre e del padre. Penso, dopo sono tutti discorsi che si possono fare, c'è bisogno o non c'è bisogno.
penso che, ripeto, sia un discorso per la crescita del bambino in se stesso, quando che magari cresce, che gli viene chiesto, ma tua mamma Antonio, tuo papà Paolo. Una competizione che c'è già oggi nei giovani, penso che il piccolo potrebbe avere un po' degli scompensi. Dopo, ripeto, non è una questione d'amore, ne può ricevere di più. Quindi c'è una questione di equilibrio psicofisico del... Non è una cosa da prendere sotto gamba, secondo il mio punto di vista. Chiaro, grazie davvero per il suo intervento. Allora, Veronica Ceconato, è una questione anche di equilibrio psicofisico, forse non abbiamo noi una società, allo stato attuale, in grado di supportare questo, ci manca un background culturale, una capacità cognitiva, chiamiamola così. Ma la società cambia, gli occhi sono davanti e non dietro, il futuro è avanti. I bambini sono molto più avanti di noi, loro vivono naturalmente il loro quotidiano. Se nascono con due mamme o due papà, per loro è naturale, soprattutto se gli viene spiegato fin dall'inizio qual è stato il percorso che viene fatto. I bambini hanno bisogno e hanno diritto di affetto. Io credo che queste coppie, proprio perché l'hanno cercato, l'hanno voluto, possono dare molto più affetto e molto più amore di tantissime altre coppie. Noi dobbiamo saper anche interpretare la realtà e se ci sono dei bambini che hanno una mamma e non hanno più un papà perché questa mamma ha ritenuto che il suo percorso non era più quello e quindi si è innamorato o comunque vuole più bene ad un'altra donna oppure un uomo ad un altro uomo, è giusto che questo bambino abbia una continuità effettiva e quindi è opportuno... Lei dice l'equilibrio psicofisico si crea, del bambino si crea anche così? Certo, loro imparano molto velocemente e aspirano l'ambiente familiare, se gli viene spiegato loro accettano e non hanno nessun tipo di problema. Siamo noi adulti che ci facciamo molti problemi dove non ci sono. Sì, è come la distinzione che dicevo, a me è capitato di vedere un bambino che mi ha detto ma quel bambino è diverso da te, no? Perché? Perché porta gli occhiali? No, perché ha i capelli biondi, cioè i bambini non fanno caso agli occhiali l'apparecchio, ma si fissano magari anche su altre cose. Noi torniamo dopo la pubblicità 049 80 75 537, continuate a chiamarci, a dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537 per dirci la vostra. Noi siamo qui, cosa ne pensate della possibilità di adottare dei figli, se questo può creare delle persone diverse o in realtà si tratta solo di forme di amore veicolate in maniera anche alternativa. Allora, Cavedini, il telespettatore di prima ha detto, ha fatto una premessa, non è detto che una coppia gay non dia più amore, però secondo questo nostro telespettatore l'equilibrio di una persona, futuro cittadino, si ha soltanto con una mamma e un papà. Quindi le dà ragione. Non è che dà ragione a me, dà ragione alla natura delle cose, cioè non è che qui si pretende di aver ragione, è la natura stessa delle cose che vuole così, cioè l'amore è un concetto così fumoso, generico, poi concretamente cosa significa? Significa educare qualcuno che costa sacrificio e il modo migliore per educare qualcuno, come è stato fatto per secoli, come sarà fatto ancora nonostante queste normative aberranti, è che ci sia una famiglia tradizionale fatta da uomo e donna, all'interno della quale ovviamente il padre e la madre devono essere educatori, voglio dire, se sono persone o scorrette o immorali, è evidente che poi l'educazione fallisce, questo non è che ci voglia chissà che per capire questo, però bisogna inserire in questo contesto la vita che nasce, il minore che è un soggetto debole e quindi il soggetto debole a maggior ragione ha un diritto e un dovere di essere educato in maniera corretta, cosa che la nostra società dovrebbe fare e che purtroppo spesso non fa, affiancando, anzi addirittura sostenendo la tesi, come si è visto anche in questi minuti, che addirittura la famiglia che non è famiglia è migliore della famiglia naturale, che questa è l'assurdità completa a cui si arriva, no? Cioè, anziché favorire
che si torni, se possibile, a una visione tradizionale della famiglia, si dice no, siccome la famiglia tradizionale è fallita perché c'è il divorzio, perché c'è l'aborto, perché ci sono le separazioni, perché uno non si sposa, allora favoriamo quello che non è famiglia. È veramente un rovesciamento di principi. L'aborto c'è perché sono leggi dello Stato, sì, va bene, dai cittadini, sì, si salva la vita a un sacco di donne perché poi si andava a fare gli aborti clandestini, donne che morivano con infezioni. Siccome allora favoriamo quello che non è, quindi questa è l'assurdità, veramente il rovesciamento di quella che è la natura stessa delle cose. Ma questo cosa c'entra c'entra con quello che è la libertà? Perché allora bisogna che mi spieghi qual è il suo concetto di libertà. Cioè, qual è il suo concetto di libertà? La libertà di fare il bene, quella è la libertà di fare le cose, ciascuno di noi ha dentro di sé una discriminante tra bene e male, certo, tra verità e cioè non è un qualcosa che non si inventa. Un ateo non ce la può avere, essere una persona la più corretta e integerrima del mondo e quello non va bene. No, le chiedo perché fa del bene. Io non dico che non vada bene, dico che cos'è la libertà, poi ciascuno di noi si fa i conti, ma siamo tutti d'accordo qui che sulla libertà il concetto di fare del bene è quello, no? Io ho un concetto della libertà che parte da una definizione di un saggio che dice che la libertà è l'arbitrio del singolo che coesiste con l'arbitrio degli altri secondo un principio generale di tolleranza. Cioè vuol dire il massimo del massimo, quindi che non deve privare agli altri la possibilità di avere il massimo del massimo della libertà, però secondo un principio di tolleranza. Io credo comunque, per esprimere un concetto, che quello che ha detto il telespettatore di prima sia un'affermazione molto saggia, cioè l'amore può essere dato da chiunque, anche probabilmente da una coppia di uomini o una coppia di donne rispetto a un bambino che loro vanno ad adottare, ma è certo che l'uomo e la donna come genitori, come figure appunto di genere diverso, possono dare a un bambino che cresce un'immagine, un equilibrio sicuramente più adatto, più idoneo per crescere nel modo migliore. Non è solo questione di affetto, ma è questione anche appunto di equilibrio psicofisico, come si diceva, e le figure del maschio e della femmina, quindi del papà e della mamma, sono due figure sicuramente molto rilevanti nella crescita equilibrata di un bambino. Io però penso che la società sta davvero tanto cambiando e da qui a 100, 1000 anni non sappiamo nemmeno insomma, che cosa accadrà, e penso alla sonda Voyager che porta il messaggio di vita con il segno del maschio e della femmina, che ne so, la società cambia, arrivano gli alieni e non trovano più il maschio e la femmina. No, questa è una battuta, però per dire la società cambia. E Andrella, noi siamo così attaccati alla tradizione, il papà e la mamma, poi in realtà milioni di famiglie, cioè milioni di bambini sono stati cresciuti con solo la mamma, solo il papà, perché ripeto, questioni lavorative, questioni personali, questioni private, per secoli è andata così. Milioni di bambini sono stati cresciuti da genitori violenti, da genitori assenti, da situazioni marginali e di marginalità. Io amo molto di più parlare di persone che decidono nella loro vita di avere dei figli, perché comunque è una decisione quella di avere dei figli. Se decidono di avere dei figli io vorrei che lo facessero con grande consapevolezza, e quindi non perché si è un uomo o una donna, ma perché si è due persone che pensano di poter dare amore, sviluppo, sostegno. Questo è il senso della famiglia, non il fatto di essere un uomo o una donna. E io credo che la società stia cambiando molto rapidamente, per fortuna, e credo anche che ci sia ormai una distinzione tra i generi molto più fluida, e stiamo andando verso una società che dice io amo una persona al di fuori del suo genere sessuale, e quindi tutti questi discorsi che stiamo facendo noi adesso sono in un divenire di quindi la sonda Voyager è molto antica. La sonda Voyager è ormai fuori dal tempo, ma è andata anche fuori ormai dell'orbita gravitazionale, esatto, siamo andati proprio nello spazio profondo, può darsi che abbia cozzato contro un asteroide, che ne so, eppure quella è andata distrutta. Però mi piace tanto la canzone di Alan Sorrenti, I figli delle stelle, quello conta, perché poi mi dispiace caro Cavedini, ma insomma la vita viene dalle stelle, e poi se poi Dio fosse una donna, che fregatura, tutti a lavare i piatti. Torniamo dopo la pubblicità, a dopo.
Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537. Se volete dirci la vostra, che cosa ne pensate sulla possibilità di adottare dei figli da parte delle coppie dello stesso sesso, o la possibilità di utilizzare anche una madre surrogata. Insomma, la società italiana sta davvero molto cambiando. Cavedini, la società, abbiamo visto, sta cambiando e quindi ci si ritroverà in un mondo totalmente diverso da quello che lei immagina per un prossimo futuro, perché è nella natura umana che le cose iniziano e finiscono. No, è nella natura umana che le cose possano iniziare e finiscono. Perché lei pensa che nel prossimo futuro ancora ci sarà questo controllo? No, ma la natura umana è quella, non si cambia, cioè non è che sempre quella è, quella rimane. 2000 anni fa, fra 2000 anni, per quanti sforzi ci si possa mettere per far passare per cose morali, quelle che sono cose immorali, mi dispiace per voi, ma non cambierà nulla. Sempre uomo-donna, sempre matrimonio, sempre quella. Lo so che è dura, lo so che è difficile, ma è così. E quel giorno che verrà elaborata la partogenesi? Assolutamente, no, per nulla, per me no. Rassegnatevi, ma è così. Cioè noi dobbiamo rassegnarci a cosa? No, noi non ci rassegniamo, niente, assolutamente. No, glielo chiedo. Siamo dei guerrieri. Questo è chiaro. Figuriamoci poi nel momento in cui dovesse proprio andarsi a definire la partogenesi, cioè la possibilità da parte delle donne di riprodursi da sole, e poi stiamo freschi. Però a quanto pare non è così. Però guardi, adesso non mi ricordo quale sia, mi pare che Zeus per partogenesi, adesso non mi ricordo, dalla mente sia scaturita una divinità, quindi se fossimo tutti credenti nelle varie divinità greche, insomma anche quello potrebbe starci in un prossimo futuro, perché la scienza è fantascienza alle volte, caro Muraro. Comunque torniamo alle cose serie. È importante anche, come dicevamo prima, facilitare poi le famiglie, perché poi stiamo parlando di famiglie, e le famiglie costano, i bambini costano, indipendentemente da come arrivano, e questo è un problema serio. E voi anche in provincia avete affrontato tante volte questa tematica con varie campagne, giusto? Per aiutare e sostenere le famiglie, perché che tu abbia 1, 2, 3, 4 figli, l'importante è poterli garantire, oltre che il benessere psicofisico, anche un sostegno economico, e siamo anche lì messi molto male. Anche quella è una sonda Voyager che viaggia nell'oltrespazio. Ma io credo che la sonda sia l'espressione di una cultura, di un mondo che è cresciuto e che ha portato in parte benessere, non ha risolto i problemi, ma però il concetto credo dobbiamo analizzarlo passo per passo. Io posso condividere, pochi giorni fa è stata fatta anche una manifestazione di persone omosessuali, di gay a Treviso, nella massima espressione di democrazia, hanno fatto la loro manifestazione ed è stata una cosa anche simpatica. Queste sono le manifestazioni che io ritengo siano importanti anche per queste persone. L'aspetto della famiglia credo che è la cosa più importante se guardiamo al futuro della nostra collettività. Il problema della famiglia va in sofferenza nel momento in cui c'è questa espansione economica che comporta le responsabilità da parte di mamma e papà nei termini lavorativi, che ha visto un po' l'invertenza per quanto attiene poi la crescita anche dei ragazzi, del nucleo familiare nelle vecchie concezioni tradizionali dei nostri paesi, anche sotto l'aspetto economico. Questo dobbiamo sottolineare. Noi abbiamo cercato di sopperire delle mancanze statali o governative indipendentemente dal colore politico che questi governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Per esempio la Francia fa una politica per la famiglia molto più importante rispetto al paese Italia, però nelle nostre possibilità amministrative di enti locali. Hai fatto campagne Regalami i pannolini, altre campagne molto simili. Ma abbiamo fatto, come dicevo, anche campagne all'estero per l'adozione di bambini in Romania, i ragazzi di Chernobyl, abbiamo fatto delle campagne anche in Africa portando, ma sono di palliativi, cioè è più un'espressione culturale che si vuole trasmettere. Credo che questo paese stia vivendo questa sofferenza. Se noi pensiamo che in questo momento la natalità delle persone extracomunitarie è maggiore rispetto alla natalità delle persone italiane, anche se sta rallentando anche quella. Sta rallentando anche quello, però i numeri sono abbastanza preoccupanti. Se noi guardiamo nelle scuole primarie qual è la composizione, questo non significa che bisogna sconfiggere oppure condannare questo rapporto, però è un rapporto che sta creando delle problematiche, soprattutto la famiglia italiana. Io credo, possiamo dire che è una famiglia che, se mi permettete il termine, è una famiglia che ha un po' la pancia piena e che ha poca
disponibilità a fare dei sacrifici rispetto a quelle che sono le famiglie che hanno la panza sempre tra virgolette vuota e che hanno una concezione che avevamo noi 30-40 anni fa, e questa sarà una mutazione di questa nostra società, questa nostra collettività, che avrà dei riflessi assolutamente importanti nei prossimi anni. Sull'aspetto del surrogato, della madre surrogata, noi siamo riusciti a sconfiggere anche la comunità europea che voleva fare il surrogato del cioccolato. Io mi auguro si possa anche non fare il surrogato della madre. Andiamo con calma sotto questo aspetto qua. Beh, allora, sta di fatto che questo è importante, indipendentemente da chi sarà la generazione italiana futura, ci siano i soldi per fare poi questi figli, perché pancia piena, pancia vuota, bisogna tenerli su bene i figli costano davvero tanto, giusto Veronica Ceconato? E allora mi pare che la Lorenzina ha detto, vi diamo tanti bonus. Fate tanti figli, vi diamo tanti bonus, ma quanto durano questi bonus? Perché i figli costano e 1 anno, 2 anni di bonus non sono sufficienti. E poi la donna che quando aspetta un figlio è una rogna per il datore di lavoro, perché è vissuta così, diciamocelo chiaramente, deve stare a casa. Cioè, io sogno le maternità, quelle del nord Europa, dove stanno a casa 2 o 3 anni e lo stipendio è pieno, perché poi la madre deve tornare a lavorare. Anche quello è contro natura, che la madre lasci il proprio piccolo per forza a 8 mesi, perché poi deve tornare a lavorare. Dategli un po' più di tempo, andiamo un po' più di soldi, magari ci sono più italiani in un prossimo futuro, così. No, è un sogno così. È chiaro che il bonus può essere un'operazione che viene fatta al momento, ma che non ha una visione lunga. Bisogna capire che la nostra società è una società che sta invecchiando moltissimo, da moltissimo tempo si sta invertendo la tendenza, noi facciamo sempre meno figli e la Francia ha dimostrato che quando si fanno delle politiche di welfare molto forti i risultati arrivano. E noi dobbiamo imparare anche dagli altri paesi ad adottare delle politiche che sostengono la maternità in tutti i sensi. È vero, ancora oggi la donna che si prende incinta, la maternità viene vista più come un peso che come invece una risorsa. Alcune aziende stanno invertendo la tendenza e stanno facendo delle politiche che vanno a sostegno e vanno in questa direzione. Sì, però non ci sono gli asili nido, che quello vuol dire. Noi abbiamo fatto l'asilo nido in provincia per 500 dipendenti, stiamo chiudendolo perché a parte che il turnover nella pubblica amministrazione non esiste, per cui sono un po' datate, ma lo stiamo chiudendo perché non ci sono più mamme italiane che fanno... L'abbiamo aperto il territorio, no, però anche qua è difficile. Io posso parlare per esperienza diretta che laddove vengono fatti gli asili nido e c'è un ottimo connubio tra pubblico e privato, io gestisco un asilo nido aziendale e comunale, gestisco anche un asilo nido privato, anche un asilo nido statale e nel momento in cui c'è un ottimo connubio, nel momento in cui anche la Regione non sostiene gli asili nido aziendali perché fino a qualche anno fa dava contributi in conto capitale per la realizzazione, ma poi di fatto tutta la spesa di gestione di un asilo nido, che è molto elevata perché stiamo parlando dai 700 euro ai 1000 euro a bambino a mese, viene direttamente tutta a carico o del datore di lavoro o della famiglia, e questo è chiaro che non è sostenibile. Laddove i prezzi e i costi degli asili nido sono molto più bassi, vedi Emilia Romagna, ce ne sono molti di più e sono molto più frequentati, quindi è importante anche capire che si possono fare gli asili nido, ma se le rette sono insostenibili per le famiglie... È chiaro che uno si licenzia perché dice mi conviene stare a casa con mio figlio, perché se devo pagare più di quello che prendo anche con la maternità ridotta non ha logica. Allora questo è una situazione di un paese in cui si vanno a normare certe cose, morosil, e ci si dimentica di altri, ci si dimentica comunque che bisogna davvero, come diceva Ceconato, sostenere il welfare e la famiglia, indipendentemente dal colore, dalla religione e dalla razza. Ecco, mettiamola così, stiamo sulla Costituzione tanto cara. Sì, visto che stasera abbiamo parlato di unioni civili, ma soprattutto di convivenze di fatto, che a me pare più interessante, è quella delle convivenze di fatto, che peraltro non esclude le convivenze omosessuali. Io credo che con la legge che è entrata in vigore da poco siano state fatte anche delle cose buone, finalmente fatte delle cose buone. Pensi per esempio che i conviventi di fatto oggi sono tutelati e vi è la possibilità per esempio di subentrare nel rapporto locatizio quando uno viene a mancare, di permanere nel godimento dell'immobile quando uno dei due coniugi che ha la proprietà del bene viene a mancare, l'altro può
rimanere fino a 3 2, anni. 3, anche 5 anni, nel massimo di 5 anni Per i dopo la figli. morte, come è una cosa che era anche recentemente dibattuta ancora in giurisprudenza e non risolta, il diritto all'indennizzo in caso di morte per fatto illecito di terzo, esempio l'incidente stradale mortale, viene ammazzato. Oggi il convivente di fatto, quindi colui che vive una relazione stabile, quindi non precaria, non occasionale, non così alternata, ma stabile e continua, ha diritto a vedersi riconosciuti gli stessi diritti del coniuge convivente. Qualcosa di buono è stato fatto, ma si è arrivati in ritardo, c'è stata una elaborazione giurisprudenziale. Diciamo però che alla fin fine del ragionamento che si faceva anche da chi è intervenuto prima di me è che non vi sono mezzi di sostegno adeguati, tutele e agevolazioni adeguate per le famiglie, quindi per i minori, e purtroppo questo è il dato drammatico, che molti anche non si sposano perché il matrimonio è costoso, perché i figli sono costosissimi, perché non vi è un'agevolazione adeguata, un sostegno appunto alle famiglie e alla neonatalità come il momento E richiederebbe. tra l'altro ci sono, mi pare, in Italia 4-5 milioni di minori, quindi di età, varie fasce d'età, che vivono sotto la soglia di povertà. Questo è un dato che ci deve drammatico e fare riflettere. Allora io vado in conclusione, però vorrei che Eta Andrella mostrasse questa locandina, questa brochure, Depliant, chiamatelo come volete, che lei ha a disposizione. E perché? Perché comunque nella vita è meglio essere informati, sapere che ci sono tante opportunità e che ci sono anche dei centri dove vi possono ascoltare. Allora, Eta Andrella, ricordiamo allora Sportello Trans. Sportello Trans a Velocissimo. Padova, in Corso Garibaldi, presso il Circolo Arcigay. Il numero di telefono è 342 631 8831. Allora. Ci siamo tutti mercoledì. Ecco, tranne questa sera che ha fatto un atto di fede, me lo passi Cavedini, è venuta qui da noi e quindi ci ha raccontato questo, perché è importante, se c'è a casa una famiglia il cui bambino esprime anche questo, è anche giusto che ci sia qualcuno, sono psicologi, persone preparate, espertissime, che possono ascoltare. Io non so, credo che siamo arrivati alla fine, i miei colleghi mi fanno sì, siamo arrivati alla fine della fine, e non è il giudizio universale, ma è la fine della trasmissione. È arrivato l'imbrunire, sono arrivate le stelle, io ringrazio Alessio Morosini, Dipendenza Veneta, tutto Scozia. Grazie ad Eta Andrella, Sat Pink Padova, per essere stata qui con noi. Grazie a Nicola Cavedini, cattolico tradizionalista, per essere stato con noi. Grazie a Veronica Cecconato, segretaria del Partito Democratico della provincia di Vicenza. E insomma, quanti bambini è che lei gestisce? Mi dica, dolce. 120. Coraggio, auguri. E grazie a Leonardo Murar, presidente della provincia di Treviso, della Lega Nord, per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie.